Ma in teoria dovrebbe cambiare tutto, nel senso che noi siamo in attesa di ricevere delle disposizioni da RCS su come verrà fatta la gara, come verrà organizzata la cronometro, perché ovviamente il pubblico, che è sempre stata una delle componenti fondamentali del ciclismo, pensare a una cronometro senza il pubblico la vedo un po' difficile. Sicuramente ci daranno delle regolamentazioni e noi cercheremo di metterle in atto in tutti i modi. Le proiezioni sono molto positive per riprendere appunto a gareggiare su strada e sicuramente ritrovarci qui sulle colline del Prosecco con tutta la gente che ti tifa e passare appunto in mezzo a 2 ali di folla, visto che sono della zona. È una bella serata, una bella iniziativa per ritrovarci tutti assieme come doveva essere in previsione. Hanno cambiato diverse preparazioni di tutti gli atleti e quindi inciderà molto questo periodo di inattività. Ora abbiamo ripreso appunto con gli allenamenti da un paio di settimane, pian piano ci riportiamo nella forma prevista per le competizioni, speriamo appunto di riniziare con le competizioni e le varie gare in giro per il mondo. Il fatto che i contagi siano completamente diminuiti, che ci sia una situazione molto buona dal punto di vista dell'organizzazione, poi secondo me noi qui nella nostra zona siamo riusciti a contenere abbastanza bene la pandemia, credo che sia il momento di ripartire. Lo sport è uno strumento per poter rimuovere l'economia, perché quello che poi ha inciso in maniera notevole è stato l'impatto sull'economia locale e credo che tutto contribuisce a dare nuovo vigore. Stasera siamo qui a Cadelpoggio per cercare di festeggiare, tra virgolette, anche se dobbiamo anche ricordarci i momenti e la gente che ha avuto delle difficoltà. Guardiamo però al futuro con grande fiducia e rimanendo però con grande attenzione, perché non possiamo mollare e non possiamo rischiare assolutamente nulla. Io la mascherina ce l'ho qua, l'ho tolta solo per questa situazione e credo che tutti insieme possiamo arrivare lontano, però con un gioco di squadra, e speriamo che il Giro d'Italia passi a ottobre o quando sarà prima possibile sulle strade di Cadelpoggio. In vista di ottobre, insomma, ci sono ancora tanti mesi e se le cose vanno come devono andare, prima ad agosto ci sono altri appuntamenti importanti come la Milano-Sanremo e a settembre mi viene in mente la Tirreno-Adriatico, e per arrivare appunto ad ottobre al Giro d'Italia, ecco, quindi saranno 3 mesi molto molto concentrati, quello sicuramente. Io credo che la tappa del Giro d'Italia, la Conegliano Valdobbiadene, è sicuramente una vetrina per tutto il paese Italia e anche a livello internazionale, quindi se noi ci prepariamo bene già nelle prossime settimane all'accoglienza, rispettando le regole, possiamo veramente arrivare ad ottobre con una buona affluenza, considerando che la gente ha voglia di muoversi, non vuole andare nei posti dove c'è tanta confusione, e le colline del Conegliano Valdobbiadene permettono un turismo slow, attento a queste regole, e soprattutto danno la possibilità di camminare all'aria aperta e vedere veramente un paesaggio patrimonio dell'umanità. Ma sicuramente sarà un anno particolare per tutti sicuramente non è una situazione facile, non è stata facile da un certo punto di vista cambierà molto, soprattutto penso nei grandi giri, nelle 3 settimane. Bisognerà essere bravi a preparare queste corse e dopo bisognerà programmare molto bene la stagione, quei 3 mesi che ci restano, però sai, da un punto di vista atletico sono tutti uguali, non è che hai corridori che magari qualcuno ha corso di più, chi meno, ripartiranno tutti da zero e quindi non ci saranno queste grandi differenze. Purtroppo oggi sarebbe dovuta essere la data del Giro d'Italia, ma insomma ci sono situazioni molto più drammatiche rispetto allo sport. E la nuova programmazione del 17 ottobre, come dici te, può essere sicuramente una data di ripartenza per tutto il territorio che sta soffrendo tantissimo, perché passata l'emergenza sanitaria adesso abbiamo un'emergenza economica che ci si prospetta davanti per i prossimi mesi, e avere comunque l'idea di avere delle date in cui ripartire a livello di turismo, a livello di sport, a livello commerciale per noi è fondamentale. Questa data ce l'aspettavamo come una grande data per Conegliano e l'intero territorio, la riproponiamo in autunno, speriamo veramente
sicuramente che vada a buon fine, perché questo vorrebbe anche dire che l'emergenza Covid è definitivamente alle spalle. Perché non sono un amante degli allenamenti indoor e io più di un'ora non riuscivo a fare sui rulli e non vedevo l'ora che si potesse andare su strada, onestamente. Infatti adesso mi sento già un po' più libero, no? Perché alla fine io corso in bici per stare in mezzo alla natura, no? Per stare chiuso dentro casa. Un po' alla volta stiamo ripartendo con grandi difficoltà, ma sempre guardando avanti, per cui le sfide che ci saranno anche in una possibile riproposizione della tappa cronometro Conegliano Valdobbiadene ci vedrà tutti sicuramente pronti, anzi ancora più pronti, perché stiamo tutti imparando delle norme di sicurezza con serietà, quindi non per dimostrare niente a nessuno, ma perché si vuole sempre fare tutto al meglio. Un evento come il Giro d'Italia, con il grande clamore, con la grande affluenza, è anche un evento che prevede molte norme, molte azioni per la sicurezza in generale. Ce ne sarà qualcuno in più probabilmente, ma insomma questo non spaventa nessuno. E quindi sono felice questa sera di essere qui, di rivedere tanti amici, e soprattutto sto già avendo una bella carica che voglio portare anche ai miei concittadini. La scelta della data non è a caso, nel senso che 23 maggio 2020, giornata in cui si dovrebbe aver ospitato la cronometro Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, quindi una cronometro che avrebbe segnato l'inizio sicuramente di un lancio promozionale di un territorio sicuramente fantastico, quali sono quelli delle nostre colline. La sensazione è che c'è la voglia di uscire, c'è la voglia di ritornare a una quotidianità e soprattutto la volontà di ritornare a vivere insieme dei momenti importanti. Quindi abbiamo notato grande partecipazione, ma nel massimo rispetto di tutte quelle che sono le indicazioni che ci sono state date, perché tutti noi vogliamo tornare quanto prima alla normalità assoluta. Quindi oggi è un punto di partenza, una riapertura per tornare a convivere tutti insieme.